Sembrerebbe che il lievito di birra sia sparito dai banconi dei supermercati. Oggi vi racconterò come farlo in casa e perché non dovrete interrompere la vostra passione da fornai e pasticceri. Questo perché il lievito di birra, da un punto di vista biologico, è un microrganismo e quindi molto piccolo, è presente in molti spazi della natura. È molto diverso dai batteri da un punto di vista di tassonomia, ossia l'albero genealogico della vita. Il lievito fa parte dei funghi ed è quindi un parente più stretto di noi uomini e degli animali che di quanto non lo sia dei batteri, un ramo della famiglia completamente diverso. Ed è un cugino di miceti e muffe, ossia dei funghi che mangiamo e che troviamo nei boschi e delle muffe che crescono nelle nostre case anche. Da un punto di vista biologico il lievito è un organismo unicellulare, ossia è un'unica cellula con un nucleo e un'altra struttura caratteristica che si chiama vacuolo e che è in grado poi di riprodursi in maniera asessuata, creando delle specie di gemmazioni in cui poi viene creato un nuovo nucleo, un nuovo vacuolo e poi vengono separate. Da qui si avranno poi due lieviti. Questo è il motivo per cui, lasciandolo da solo, il lievito è in grado di replicare e formare tutti gli altri microorganismi necessari a aiutare il processo di lievitazione dei prodotti da forno. Allora, come farlo? Oggi vi racconto come fare il lievito del microbiologo e quindi tutti quanti voi diventerete, attraverso questo corso accelerato, dei piccoli microbiologi. Prendendo delle dovute accortezze, secondo me riuscirete tutti quanti a produrre un lievito sufficiente a infornare il pane. Allora, il lievito cresce, soprattutto quello di birra, il Saccharomyceto cerevisiae, cresce molto bene anche sulla buccia dell'uva e dei frutti. In questo caso io ho preso dell'uvetta secca, dell'uvetta passa, perché sulla sua buccia, se il frutto è maturo, cresce in grande abbondanza. Quindi lavatela sotto l'acqua, tenetela poi in ammollo in un barattolo. La ricetta prevede una partenza da circa 20 grammi di uvetta per 40 ml di acqua, con 2 grammi di zucchero e poi un 120 grammi di farina. La farina può essere o farina 00, se volete e siete dei puristi, usare 2/3 di farina Manitoba, ossia una farina forte, e poi 40 grammi, ossia 1/3 di farina normale. Ma torniamo a noi. Allora, questo è un processo da fare a tappe. Ossia, bisogna lavare l'uvetta, lasciarla poi in ammollo, io l'ho già fatto prima, per 20 minuti, in modo tale che venga ammorbidita. Unite l'acqua, i 40 ml di acqua, e lasciatela ulteriormente in ammollo per circa 30 minuti. Quindi è importante aspettare. La pazienza è un aspetto fondamentale della microbiologia. Bisognerebbe poi anche frullarla o sminuzzarla, quindi o con un mini pimer o con qualunque altro tipo di frullatore. Non serve farla molto piccola, basta sminuzzarla il più possibile. A questo punto si può aggiungere i 2 grammi di zucchero, che è circa un cucchiaino, 2-3 pizzicate di zucchero, perché lo zucchero è uno degli alimenti che il lievito utilizza per crescere. Dopodiché, aggiunto lo zucchero, potete aggiungere la farina. Quindi immaginate che questa sia adesso una purea in qualche modo. Potete aggiungere la farina nel composto con attenzione per evitare di spargerlo ovunque e mescolare poi in maniera omogenea, amalgamare
la mistura di farina e uvetta e acqua, in modo tale che rimanga ancora abbastanza liquida. A questo punto conviene chiudere. È importante che la quantità, innanzitutto, che la quantità di mistura lasci ancora molto spazio nel barattolo. A questo punto lo chiudete con una garza e con un elastico. Questo è il primo passo della ricetta. Adesso l'altro importante ingrediente è la pazienza, perché bisognerà aspettare anche 48 ore e trattare questo barattolo come un nuovo membro della famiglia. Visto che abbiamo tempo a disposizione, teniamolo con noi, abbracciamolo, tenetelo al caldo, mettetelo sotto una copertina mentre guardate sul divano la vostra serie televisiva preferita, tenetelo magari dentro al forno spento ma con la luce accesa, o fategli un bagnetto di acqua calda intorno ai 30 gradi. In questo modo il lievito inizierà a crescere dalla buccia dell'uvetta e a far comparire delle bollicine. Dopo 48 ore, quando queste bollicine si sono formate, potrete riaggiungere altri 40 ml di acqua e un altri 60-70 grammi di farina, in modo tale da dare al lievito nuovo cibo e nuovo tempo, altre 48 ore magari. Questo fino a quando non vi renderete conto che nel giro di 12 ore la quantità del vostro mistura aumenta di 3 volte. A quel punto questo, che poi adesso potrete chiamare pasta madre, è pronta per essere mescolata alla farina ed infornata per del fantastico pane. Buon lavoro a tutti!